se bene bene c'è questa edizione TCS Diario. Oggi sono contento che chi danza noi accanto una vizzina, bravo a meta, chi ha da produrre un libro interessante per più, sicuramente voi te fai se voi vizzino sono da meta, è giusto andare a legare e a fare da conoscere questo di Riballo, Monica Tronci, ciao. Ciao Tore. Contammi intanto commenti naschi di questo bello libro, voi devo fare con questa regia, si dà a mostrare poi quello di accanto, sa vita in susatto, terraveso. Tutto iniziato questa passione per questa plastilina, tornata a nascere in sul 2011, poi ha regalato un libro a Napoli mio, si è supposto a fare 15 mesi. E da cui è tornata a iniziare questa cosa, ha iniziato a fare i personaggi su mio e ha fatto, allora sul libro si era la vita in susatto. Poi poi una parola tipo fattoria, azienda. E si è fatto la vita in susatto. Prima nasce su tutti i personaggi, del susatto, della giungla, del suo bosco. E poi, po caso, ha iniziato a scrivere canzonette. E la prima che ha fatto è questa del suo capo in Sapuda. Poi Luca, poi siamo stati con preghiere di questa regia, finza ecco, in totale, no, che sono animali, se voi sapete su Paolo di accanto, su Capoi e Sapuda, ci sono su vitti a deddo, e si vuole contare su scontichetto, su quello. Le canzonette ha cantato su compito di questi animali in susatto. Sapuda fa di sosu, su capoi ci da sabida, su proprio non fa di nuda, fa di carraggio, su con il lupo passa pitrura, insomma ha più diversi aspetti su questa vita vera. No, questa è una cosa che mi ha fatto metà a pensare e mi stai quindi a metà su format grafico di questo libretto chi è una produzione tua, Mia. cioè ha fatto tutto tu. Sì. In sala si dichiara preguntare una cosa, sai è difficile l'editoria in lingua italiana, nella sua editoria in lingua sarda, te devi ancora qualche difficoltà, sì, quando ho deciso di fare una cosa in sardo, ho pasci come andare, poi mancai a limitare questa cosa a Sardegna. E in sapo ho proposto questa correzione, ma questa può essere sicuro perché a me danno scinti che stiano usato, certo. non tu comprendi. Invece sì, limitata a Sardegna, però ha pure richieste del suo continente puro. In Veneto un asilo mi ha ripigato 4 libri come lingua straniera. Dai, lingua straniera mi piace. Sì, attraverso Sapo-Pidda devo emigrare, però comunque... Beh, questa cosa è scusa, chi probabilmente, wow, come ti capita in tutto il libro di più del suo mondo, poi sì, questo che si vuole bendere, poi un libro fatto come te gusta è su format, poi penso che in cale si sia lingua si possa abortare un contiglietto come te gusto e s'aspetto ludico educativo è meglio evidente finché scadui accompagna sa presentato del suo libro e sul riballo del suo libro finché sa creatività della Sì. manualità dello spizzochetto qual è la reazione del suo spizzochetto su chi dente te vade con sa creatività del manuale e su scultighetto spuro allora di sicuro ti piace me da fare questa plastilina e poi ti piace me da quando ti canto le canzonette e provo a domandare a gusto su chi da comprendenti oppure quando ando in altra bidda prima domando a esso su come si narra Buddha, Cavoni, Subirocchi per esempio il tacchino. Certo, ma a Sappiotti, su Virocchi, Ecco. su Dindu. Su Dindu Loroddu. Sono nomi quindi geosinonimi si nanno. Girendi mi è capitato di conoscere metà varianti, sì. Certo, ascolta, invece ti chiedo in questo, come questo non è chiesto su primo libro, se si rende, come funziona, tanti
questo è un riballo che secondo me te per interesse di scuola, se volete voi da Zuae, su Spizzochetto, a tenere un contatto con la lingua sarda, meta semplice, no? Senza questa austerità che a volte si pretendeva su Spizzochetto, se questa è una maniera meta facile di fare entrare in lingua sarda. Ecco, che si chiedi, se scriccando editore, come te... Sì, sto cercando editori e sono contenta che una maestra mi ha dedicato sul libro, poi che hanno accattata già i prunnuda per la scuola dell'infanzia. Di insegnare già i dottori su che via in commercio e non ci via altro. Quando abbiamo sul libro mio, mi ha contattato, mi ha inseriato e ha detto, Annau, meno male. Poi che proprio non uscita da brusuita e ti insegnare. Quindi ti ha insegnato i scapori, insomma, spunto su può insegnare me cosa sa me da. Bene, ascolta, come mancava per spazio di un minuto a finire questo TCS diario nostro, commenta potevo contattare Monica Tronci, poteva fare andare in questa scuola, se tu noi sul libro si è scritto sul contatto, però una radio su due, in Facebook, no? In Facebook mi serve Monica Twins, come Twin Towers, Tronci. Come Twins gemella? Sì, perché sono gemella. Oppure sa mail monica.tronci@gmail.com. Magari se lezza tua, ma guarda che ti su lezza tua e si saluta sul posto. Su pirocchi. Dai, su pirocchi. Con serio su dedesu si intende su pirocchi. Con sa conca a rubia e nuda e con sa cocchi vai sa roda. Con rimeda e grasso e mannu, podu cassai vai sa fanno. Ah, e quindi, podu cassai vai sa fanno sì. Dai, grazie a me, da Monica, Deo d'auguro per tua manna, da parte nostra, se tem tutto che tense bisogno, può promuovere ancora questo libro, che per noi è sempre molto importante, che insomma, in qualsiasi maniera, la lingua sarda, internet, in ogni azzasso, di servire la società, sono spiritoso, sono questa cosa molto importante. Grazie a tutti, grazie a Monica e noi ci vediamo su casa.